Anche questa settimana il dottor Paolo Madeschi ci parlerà di salute e in particolar modo di consenso informato con l'avvocato Mazzon. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione che parla della salute e del sociale. Oggi parleremo degli argomenti nuovi perché abbiamo ospite qui con noi l'avvocato, il dottor Riccardo Mazzon, che viene a raccontarci qualcosa sui problemi, diciamo, chiamiamoli legali, visti però da un aspetto così popolare, di quello che serve effettivamente alla gente. Bene avvocato, benvenuto fra noi e passiamo subito a un argomento che io ritengo molto importante, il consenso informato. Qualsiasi cosa noi facciamo fare a un paziente, che sia un intervento chirurgico, che sia una gastroscopia, qualsiasi cosa, dobbiamo adesso per legge fare un consenso informato. Cos'è effettivamente il consenso informato? Il consenso informato è un'esigenza che ha acquistato maggior spessore soprattutto negli ultimi anni in virtù di un rapporto che si è venuto a modificare tra paziente e medico. Il rapporto fino a pochi anni fa, nonostante le previsioni della Carta Costituzionale, era visto come un rapporto pressoché unilaterale. Il paziente in pratica subiva l'intervento e quindi il processo terapeutico organizzato esclusivamente dal medico. Adesso il rapporto è un rapporto più complesso, ci deve essere una collaborazione, il rapporto è stato definito con efficacia come alleanza terapeutica e in questo rapporto tanto il medico quanto il paziente propongono qualcosa. Il medico ovviamente apporta la propria competenza tecnica. Il paziente deve apportare il proprio vissuto, conseguentemente deve essere lasciato in grado di esprimere quelle che sono le proprie sensazioni, la propria personalità. A questo punto cosa nasce? Nasce la possibilità, quindi la facoltà da parte del paziente di scegliere se eseguire l'intervento o meno, poi magari potremo anche precisare fino a che Però punto. è sempre il medico che decide, diciamo. Sì, il medico propone per la verità il trattamento, sì, secondo ormai la legislazione e anche la giurisprudenza più recente, il medico propone. Però voglio dire, io come medico, sì. Io propongo un intervento. Se il paziente dice no, non voglio farlo, io voglio fare un altro intervento, io credo, però non sono sicuro, io credo e mi comporto così, dico, allora vado a operarsi da un'altra parte. Io non sono d'accordo. Questo senz'altro, perché non possiamo passare da un rapporto unilaterale in cui decideva tutto il medico a un rapporto unilaterale nel quale decide tutto il paziente. Come dicevo poc'anzi, si tratta di un'alleanza terapeutica. Possiamo dire in sostanza che attualmente si fa sostanzialmente un contratto tra medico e paziente e il paziente non è che subisce ma decide sulla consapevolezza di quello che il medico... Esatto, proseguendo nella storicizzazione, se vogliamo, del concetto di consenso, si parla, e lo si vede anche, no? È scritto nei modulari, di consenso informato. Perché? Perché evidentemente una scelta priva di adeguata informazione non sarebbe una scelta. Conseguentemente tanto la scelta adesiva e quindi il consenso, tanto la scelta non adesiva e quindi il dissenso, entrambi devono essere supportati da un'adeguata informazione. Adeguata informazione. Ecco, è un argomento molto vasto, allora io direi così, lo riprendiamo la settimana prossima, sfruttando ancora l'avvocato Mazzon, per rendersi conto di quanto noi dobbiamo informare e vediamo un attimino se quello che noi informiamo lo dobbiamo informare in maniera chiara con dei testimoni o senza, e se la persona può capire o no. È un argomento che lo svisceriamo la prossima volta. Ci vediamo la settimana prossima.